Buongiorno cari amici e benvenuti nel canale vostro Marietto Veneziano. Come avete visto questa mascherina che è molto indicativa, cioè fa capire subito il messaggio che voglio dire quest'oggi a tutti quelli che seguono il vostro Marietto Veneziano, è dal titolo Stiamo calmi, ma guardate bene la mascherina e vedete che c'è un bel muro di pietra con un pavimento di legno e davanti a questo muro c'è una bellissima stella di Davide e un simbolo che rappresenta Giove. E questo perché? Perché in questo periodo vedo molte persone che mi contattano e sono leggermente agitate. Però prima di iniziare questa piccola pillola, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale The Garden Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri fantastici gruppi Facebook e anche in Telegram, dove al lunedì sera alle 20:30 il vostro Marietto con il Deganda coadiuvati da Midas tengono un percorso esoterico gratuito. Siete tutti invitati e siamo già più o meno 170 persone che ogni lunedì si incontrano. In più voglio ricordarvi che il Degarda ogni giorno da qualche settimana alle 21 di sera sta costruendo un muro difensivo per lo stivale, chiaramente un muro difensivo eterico per difendere lo stivale da questo attacco. Bene, iniziamo un po' questa pillola perché vedo molte persone che mi mandano in PVT messaggi di copia e incolla di gente, insomma di falsi profeti, di gente che dice adesso chiudono internet, adesso di qua, adesso di là, insomma sono saltati fuori tutti i guru di questo mondo, porta sfortuna, porta un'altra cosa, ma purtroppo queste cose alimentano solo egregori negativi, cioè rendiamoci conto, siamo partiti da questa New Age che arrivava a parlare di quinte dimensioni, a parlare di vogliamoci tutti bene, a parlare di arrivano gli extraterrestri giù con l'ascensore, ci salvano tutti, e in 4 settimane adesso via, è arrivata questa nuova ondata di New Age che è tutto catastrofismo. Allora, la realtà è molto semplice, ve l'ho spiegato in altre pillole, stiamo passando un periodo a livello planetario sfavorevole per l'Occidente, che come vi ho già detto noi abbiamo sempre vissuto un po' sopra le righe, grazie anche a esoteristi che si sono, come si suol dire, abbassati ad aiutarci, hanno cercato sempre di portare avanti questo lato del mondo in modo materiale e molto positivo, e adesso chiaramente c'è un piccolo scotto da pagare. Però mi sembra un po' strano che siamo passati da gente che predicava la quinta dimensione, extraterrestri che venivano a aiutarci, vogliamoci tutti bene, il pensiero positivo, frasi magiche, insomma c'era un calderone di propositività immeritata, perché chiaramente erano tutte favole di caucciù, e adesso siamo passati a un negativismo, a tutto ciò che poteva essere negativo. Ogni giorno salta fuori qualcuno che si sveglia la mattina e inventa una barzelletta e giù tutti a fare copia e incolla. Il problema è che le spediscono anche a me e io gli do uno sguardo. Il problema è, cari amici, questo momento che noi stiamo passando, lo sta passando tutto l'Occidente, proprio perché è una questione karmica che durerà fino al 2026-2029. Questo è solamente un piccolo colpo di tosse, poi verranno altre cose molto più impegnative. Però chi ha seguito il Marietto Veneziano già 6 anni fa addirittura, in alcuni gruppi misterici già lo spiegavo che sarebbe arrivato questo periodo. Noi l'abbiamo visto questo periodo già con i primi avvisagli, quando hanno chiuso una casa delle favole che regalava Sony, e già lì si stava capendo che i servizi segreti stavano chiudendo le file, stavano restringendo, e la Benemerita incominciava a chiudere le file, perché ve l'ho già spiegato in altre pillole che la casa dei Sony era un avamposto dei servizi segreti. Quindi è chiaro che adesso in questo momento c'è un po' di tensione, un po' di tremarella in tutto il sistema. Però noi siamo sicuri, perché se voi fate le varie meditazioni della stella di Davide, fate il cerchio di fuoco, fate l'ovetto colorato e chiaramente non fate entrare queste egregori che vogliono e cantano solo catastrofismo, è chiaro che prima forse eravamo col pendolo troppo sull'ottimismo, no? Vogliamoci tutti bene, gli angeli colorati, sogni colorati, insomma
siamo passati da un estremo all'altro e qui si vede lo spessore delle persone, qui si vede un po' la schiena drizza delle persone e che manca un po', anche perché non è colpa delle persone, perché ve l'ho spiegato, sono innocenti e sono anime giovani e quindi devono in un certo senso farsi le ossa, però insomma non facciamoci trascinare da questi suonatori di sfortuna. Bisogna stare tranquilli, ve l'ho detto, andrà tutto bene, abbiamo il miglior governo che il mondo potesse avere in questo periodo, proprio perché l'Italia, lo stivale è sotto attacco in qualsiasi tipo di strategia, metodo vibrazionale, magico, materiale, è sotto attacco anche l'Occidente, ma io sono sicuro che col nostro governo e i nostri eserciti, i nostri servizi segreti, tutto l'apparato che sta dietro allo stivale, tutti i politici di stile, di grande fama. Io mi ricordo ai tempi quando ho parlato con un certo politico, già 15-20 anni fa, che mi spiegava un po' cosa sarebbe arrivato in Italia. Certo, lui si proponeva che andava a cercare per il pubblico il perizoma, ma nella realtà sua figlia aveva una struttura magica importantissima e aveva già visto tutto, e già 20 anni fa si erano preparati a questi momenti. Quindi il vostro marinetto vi dice: stiamo tutti belli, tranquilli, vogliamoci tutti bene. Adesso incomincio a predicare io il pensiero positivo, però dovete capire che la situazione è sotto controllo, è una cosa che purtroppo avverrà, bisogna stare tranquilli e la supereremo tutti tranquillamente. Non pensiate che stacchino internet e quelle cose lì. Potrebbe capitare che magari si blocca qualcosina, come è successo qualche decennio fa, che l'Italia è stata al buio, ma quelli erano colpi di tosse che erano naturali. Bene, cari amici, il vostro Marietto vi saluta e vi ringrazio di avermi seguito fino qui. Grazie cari amici, alla prossima, ciao.